Gloria, insieme a me ci sono Giulia, Gianluca, Daniele e Francesco. Siamo venuti qua stasera con un po' tante idee in testa e quindi principalmente chiediamo a voi che cosa volete sapere del primo soccorso, anche perché noi potremmo raccontarvi tantissimo. Se pensate dentro quel computer c'è di tutto e di più, però prima di dare spazio a quello che secondo noi è importante, vogliamo anche dare spazio a voi e appunto chiedervi direttamente che cosa vi interessa del primo soccorso, qual è, adesso vi do subito la parola, quali sono le cose che vi mettono magari in dubbio o che vi siete sempre domandati e magari nessuno vi ha dato mai una risposta. Siamo qui anche per questo. Le scottature. Le scottature. Qualche non di olio, qualche non di acqua, qualche di ghiaccio e non si capisce mai niente. Ok, allora faremo una premessa e poi vi diremo due cose, appunto, diciamo quelle 4 regole fondamentali per affrontare questi piccoli incidenti. Visto che ho dei nipotini, se per caso inghiotti qualcosa, e che resta lì. D'accordo, altre cose? Allora, iniziamo il discorso da quella che per noi è la base di tutto, perché se non fate correttamente questo, il soccorso purtroppo se ne scende. Allora, partiamo da qua. Nel momento in cui voi chiedete soccorso, in Italia chiamate il 118. Forse non tutti sanno come funziona quella 118 in Italia, in regione e in provincia. In Italia il numero unico è appunto il 118 attualmente. A breve verrà sostituito dal numero unico 112 che diventerà il numero unico di soccorso. Indipendentemente se avrete bisogno del vigile del fuoco, delle forze dell'ordine o dell'ambulanza, chiamerete il 112. Per tutto. Per tutto. Così dopo mi metti in pausa e mi dici aspettate, premete il tasto 1, il tasto 2 e il tasto 5 e nessuno risponde mai. No, il progetto prevede che ci sia un operatore iniziale che vi risponde e vi connette subito con il collega che gli è comunque a fianco, deputato a gestire il soccorso sanitario, il soccorso che prevede la forza dell'ordine e il soccorso che prevede il vigile del fuoco. Se le cose invece saranno messe insieme, e adesso faremo anche qualche esempio, a quel punto il primo operatore che vi risponde allerta tutti gli altri soccorsi direttamente. Attualmente comunque funziona tramite 118, il soccorso sanitario. Vero è anche che nel panico non è un problema se fate il 112, 115 o 113, perché comunque le centrali operative allerteranno per voi chi di dovere. Questo è il simbolo che attualmente Friuli-Venezia Giulia sta usando, e lo vedete sui mezzi di soccorso, ed è nostro, Friuli-Venezia Giulia. Se andate in giro per l'Italia troverete sempre questo numero, però circondato da un disegnino diverso, perché a livello nazionale ogni regione si sceglie il suo logo, ogni provincia poi si gestisce la sua area di competenza. Se pensate, principalmente i mezzi che vengono impiegati sono ambulanze che sono attrezzate per fare soccorso ex ospedaliero. Qualcuno le chiama piccoli ambulatori su 4 ruote. Lo sono, perché di fatto abbiamo tutta una serie di dotazione che ci permette di soccorrere varie casistiche a seconda dei casi. Prima avete fatto l'esempio degli ustioni. Nell'ambulanza 118 c'è un set ustioni. Avete fatto l'esempio dei bambini che si ingoiano magari la caramella e hanno un problema di essere disostruiti. Abbiamo un borsino fatto apposta, che è più o meno la metà di questo borsone che abbiamo portato qua in vista stasera, e fatto apposta solo per i bambini. Qui c'è materiale per gli adulti. Il borsino più piccolo prevede la dotazione per i bambini, tutto a misura di piccoli dai 0 agli 8 anni. Qui invece abbiamo tutto il materiale per l'adulto. In più l'ambulanza è attrezzata per alloggiare più persone. Questa è una cosa che c'era stata chiesta in altre sessioni e quindi lo dico anche a voi. L'ambulanza
l'ambulanza prevede un massimo di 6-7 persone, dipendente dalla omologazione del furgone che avete davanti. Le nostre ambulanze mediamente sono omologate per 6-7 persone. Le 6-7 persone che salgono sull'ambulanza possono essere sia il personale sanitario ma anche personale esterno. Non è per forza di cose solo esclusivamente il personale sanitario che ci sale. Immaginate tutte le ambulanze che fanno un servizio di trasporto infermi, e forse qualcuno di voi ne ha usufruito, lì potete salire tranquillamente. Sale il paziente, sale il parente, il figlio, la badante, qualsiasi persona che potrebbe essere necessaria per seguire il proprio caro. Nelle ambulanze 118 7 sono i posti, solitamente 3 sono occupati dal personale sanitario, un autista soccorritore, un infermiere e un soccorritore. Gli altri 4 posti vengono occupati in caso dai feriti, premettendo che un ferito sarà disteso, gli altri 3 possono star seduti. Se questo non potesse essere fatto, ovviamente verranno chiamate ambulanze in più, se tutti e 4 dovessero necessitare di stare distesi. Le riconoscete le ambulanze 118 perché, come vi dicevo prima, hanno il simbolo 118 sulla fiancata. Solitamente le altre ambulanze non hanno nessun simbolo, hanno soltanto quello di appartenenza al proprio ente: Croce Rossa, Croce Verde, Salute, Misericordia e quant'altro. Le automediche. In provincia nostra ce ne sono 2, una che ha postazione a Gorizia, una che ha postazione a Monfalcone. Le 2 automediche hanno un autista soccorritore e un medico che fa solo servizio 118. Queste 2 persone possono spostarsi per tutta la provincia, come anche le ambulanze. Fra un attimo vi mostrerò qual è la disposizione dei mezzi di soccorso nella nostra provincia. Questo per capire perché una volta vi arriva l'ambulanza della Croce Rossa, una volta vi arriva l'ambulanza della Croce Verde, una volta vi arriva l'ambulanza della Sogit, perché solitamente sono questi 3 che vedete in provincia nostra a far soccorso. Così anche le automediche. Attualmente le 2 automediche in servizio portano il simbolo della Croce Verde. Fino a qualche tempo fa la macchina che vedete sotto era quella dell'azienda ed era appunto utilizzata per fare soccorso. Perché questo miscuglio? Perché dove l'azienda sanitaria, quindi a livello nazionale si parla già, può usare dei mezzi propri, li predispone e li mette nelle varie postazioni. Dove non può, per problemi economici, di gestione, di mancanza di personale o quant'altro, stipula delle convenzioni. Quello che ha fatto in questa provincia. Con Croce Rossa, Croce Verde e Sogit ha stipulato una convenzione di 3 anni, che poi viene rinnovata a seconda dello scadere della convenzione, con appunto le 3 croci, e le ha messe in 3 postazioni, perché la Croce Verde gestisce, diciamo, l'Oltreisonzo, Monfalcone è gestita dalla Croce Rossa, Grado è gestita dalla Sogit. Quindi abbiamo i nostri 3 territori. Per questo vedete simboli diversi sulle macchine, ma allo stesso tempo sempre il simbolo 118 presente. Altra cosa in più che vedete in giro è l'elicottero, che si ferma solitamente, e qualcuno osa dire, quando ci sono le cose gravi. In effetti non sempre così, perché viene utilizzato anche per i trasporti, noi chiamiamo secondari, da ospedale a ospedale. Questo perché? Perché ovviamente fare il trasporto con l'elicottero è sicuramente più veloce. Ovvio che a livello di regione è fondamentale per il soccorso da montagna a mare. Lui ha la possibilità di lavorare dai monti alla pianura, alla collina, al mare senza nessun problema. In aggiunta, e questa è appunto la specifica di questo elicottero, questo braccio nero che adesso è chiuso qui è stato proprio messo apposta per la montagna, quindi lui ha la possibilità di arrivare sopra i monti, tirare fuori il braccio, calare gli operatori direttamente vicino alla persona infortunata, raccoglierla con determinate attrezzature, portarla nella pianura più vicina e quindi poi caricarla dentro l'elicottero. Quindi può fare soccorso rimanendo in volo, così in montagna, così sul mare. L'elicottero che vedete è uno dei più grandi che c'è in Italia. Noi come regione siamo state una delle prime che ha avuto l'elisoccorso. Adesso
in giro per l'Italia ci sono moltissime postazioni che vedono la presenza di un elicottero. Questo perché ovviamente avere un elicottero ci abbrevia nettamente le distanze, soprattutto in casi gravi come possono essere ustionati, politraumatizzati o anche ad esempio persone che hanno perso parte degli arti e quindi devono essere trasferite in ospedali di competenza in tempi molto brevi. Ovviamente ha dei limiti. Attualmente il limite che ha il nostro elicottero è quello di non poter viaggiare di notte. Non ha l'abilitazione al volo notturno e neanche il suo personale, quindi lui fa servizio soltanto da mezz'ora dopo il sorgere del sole fino a mezz'ora prima del tramonto. Le restanti ore sono coperte dalle ambulanze. Ovviamente i nostri collaboratori più fedeli sono le 3 forze in campo più famose, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia, che a seconda dei casi entreranno nello scenario di soccorso. Ed ecco qua come è gestita la nostra provincia. Ci sono 4 postazioni dove voi troverete un'ambulanza pronta a partire per il servizio di 118, emergenza ex-ospedaliera. Gorizia e Monfalcone sono le 2 postazioni più grandi, perché hanno anche 2 ospedali più grandi. Cormons è soltanto un punto di partenza, Grado ha un ambulatorio medicalizzato che gestisce le piccole cose quando poi c'è necessità di fare esami specifici, come ad esempio la visita col cardiologo, RX o un'altra specialità, vengono portati a Monfalcone e a Gorizia. In queste 4 postazioni trovate nelle 2 grandi 2 ambulanze che fanno servizio entrambe di giorno ma solo una di notte. Una fa 12 ore e una ne fa 24. E quindi di giorno avete 4 ambulanze che lavorano fra Monfalcone e Gorizia. Cormons e Grado ne hanno altre 2, quindi di giorno dalle 8 del mattino alle 8 di sera voi avete 6 ambulanze che, anzi scusate, 2, 4, 6, 8 ambulanze che fanno servizio nella nostra provincia e che possono interscambiare i loro posti, perché per postazione partono da Gorizia, Monfalcone, Grado, Cormons, ma a seconda dei casi, se tutte le ambulanze di Gorizia sono impegnate, Monfalcone si sposterà verso la destinazione richiesta. È il motivo per cui Sagrado, che è un po' la terra di mezzo in questo, viene talvolta coperta come 118 da Monfalcone e altre volte da Gorizia. Quindi una volta vi arriva l'ambulanza della Croce Verde e una volta vi arriva l'ambulanza della Croce Rossa. Questo anche per una necessità vostra, perché quando voi chiamate il 118 spesso e volentieri lo comunicate al centralino e gli dite che il paziente è seguito da Monfalcone e che preferite che venga trasportato in quell'ospedale. Poi, secondo la mappatura in quel momento del nostro sistema, la centrale vi accontenta o meno, perché talvolta vi dice: guardi, purtroppo per necessità devo mandare l'ambulanza di Gorizia. Valuterà poi l'infermiere se poterla portare a Monfalcone oppure portarla a Gorizia. Quindi da questo punto di vista qua non vogliatecene se in 118 talvolta non soddisfiamo la richiesta di portarvi nell'ospedale che volete voi, perché per gestione del 118 dobbiamo rientrare sui nostri ospedali di appartenenza. Ci sono ovviamente delle situazioni particolari e vengono gestite guardando però tutto quanto il contorno che c'è nella provincia in quel momento. Altre 2 ambulanze entrano in gioco di giorno e di notte per supportare un po' le altre. Sono 2 ambulanze reperibili. Una è di giorno, reperibile dalle 8 del mattino alle 8 di sera, che fa servizi fuori provincia, perché solitamente vengono mandati pazienti gravi in trasferimento da Monfalcone a Cardinara, da Gorizia a Udine e via avanti. L'altra ambulanza reperibile notturna invece entra in gioco quando le 4 ambulanze che restano a far servizio di notte non riescono a supportare le chiamate. Tenete conto che questo sistema è in atto dal 1992, da quando è nato il 118. Da quella volta si è visto che tutto sommato la nostra provincia ben sostiene il suo carico di chiamate con queste 4 ambulanze notturne
occorrenza, se dovesse succedere una maxi emergenza, quindi il numero dei soccorritori è inferiore alle persone da soccorrere, vengono contattate le province vicine, Udine e Trieste. È il caso ad esempio della tromba d'aria che c'è stata anni fa a Grado. Lì sono arrivati in supporto ai gradesi un'ambulanza dalla parte di Cervignano e un'ambulanza dalla parte di Monfalcone, proprio per contenere gli eventuali danni e le eventuali persone da trasferire velocemente negli ospedali. Purtroppo un'unica ambulanza ha fatto soccorso, che poi è stata anche quella che ha trovato padre e figlio deceduto, e quindi più di tanto non ha potuto fare. Però se la tromba d'aria fosse stata maggiormente incisiva sulle persone, avesse creato più feriti, morti e quant'altro, ovviamente 3 ambulanze erano già pronte a intervenire e avanti altre che sarebbero venute eventualmente anche da fuori, a seconda delle necessità. Detto questo, giusto per darvi qualche numero, raccolti proprio ultimamente, solo del 6 novembre proprio gli ultimi, per quanto ci riguarda in questa provincia, l'anno scorso sono state fatte 71.860 chiamate al 118, chiamate in generale, di cui 20.022 poi sono diventati interventi proprio. Quindi talvolta abbiamo chiamati anche semplicemente per ricevere consigli, indicazioni, per magari ricevere la chiamata, anzi per essere deviati alla guardia medica. Si domanda il veterinario di turno, perché il 118 ha il numero del veterinario reperibile, quindi il 118 è un centralino che non risponde solo all'emergenza sanitaria, ma eventualmente a tante altre domande. Ovvio che bisogna stare attenti a non far sì che questa cosa diventi un'abitudine, nel senso che il servizio dovrebbe essere contattato principalmente dall'emergenza sanitaria, secondariamente da tutto il resto. Per questo ci sono appunto i servizi di supporto anche all'interno dell'ospedale, ma anche eventualmente informazioni per cui possono dare le stesse forze dell'ordine o gli stessi enti come ad esempio la Croce Rossa, la Croce Verde o la SOL. Nella nostra realtà, quindi quella di Monfalcone, abbiamo fatto 6.262 interventi nel 2012, attualmente a 6 novembre siamo già a 4.556, quindi stiamo lavorando parecchio. E poi abbiamo indicato anche i chilometri che sono stati percorsi dalle nostre ambulanze e le ore di servizio che vengono fatte proprio calcolate sulle 24 ore e 12 ore. Questo conteggio non tiene conto delle ore effettive che fanno invece i volontari di Croce Rossa, perché l'ambulanza di per sé nel suo servizio, anzi 2 ambulanze, fanno questo totale di ore. In realtà, se voi calcolate le ore che fa l'autista, le ore che fa il soccorritore, sono tanti più, anche perché poi talvolta abbiamo anche gli affancamenti dei nuovi volontari, quindi le ore aumentano ancora di più. Questo era giusto per darvi un po' di numeri della nostra realtà. Ed eccola qua, la chiamata al 118. Tante volte venite presi dal panico, perché vi succede, ma anche giustamente, vi succede qualcosa e la prima cosa che fate è chiamare il 118. Ma in realtà non dovrebbe essere la prima cosa, perché se non avete una sorta di orientamento mentale, la chiamata diventa una cosa inutile. Sotto certi aspetti anche una parte di tempo, perché la telefonata deve essere mirata, precisa e contenere i contenuti che servono. Solo così possiamo darvi il giusto aiuto, altrimenti vedete arrivare un'ambulanza con gran calma, quando voi invece la volevate velocemente, vedete che magari arrivano con indicazioni di qualcosa di generico, quando voi invece magari volevate una cosa specifica. La signora prima ci chiedeva degli ustioni, noi magari arriviamo lì perché pensiamo che ci sia un malore generico, ma se non viene detto nella telefonata ovviamente non possiamo saperlo. Così anche i bambini. Dire che un bambino è caduto non è sufficiente, ci dovete dare informazioni, perché fa differenza dire un bambino è caduto, adesso sta piangendo, un bambino è caduto dal secondo piano e adesso sta piangendo. Sono già 2 indicazioni diverse.
Nella prima l'ambulanza vi arriva tranquillamente, senza sirene, senza lampeggianti. Nel secondo caso vi arriva in sirena, ma dietro di lei arriva l'automedica, se è giorno arriva l'elicottero. Perché indichiamo poi il bambino solitamente, per quanto ci riguarda, dai 8-5 anni in giù, e un bambino di quell'età che cade dal secondo piano, per noi è una dinamica maggiore. Significa che potrebbe aver portato internamente ed esternamente dei traumi importanti per le sue funzioni vitali, quindi potrebbero metterlo a rischio di vita. Quindi per questo è importante la chiamata. Io sono educazione principalmente, perché non potete chiamare il 118 e dire sì, ho bisogno di un'ambulanza, quindi veloci e va, punto. No, io sono il signor Rossi, abito in via Talle Tali, nella città, al civico, davanti al monumento, nella piazza, nella Casa Azzurra. È successo questo. È successo, c'è stato un malore, c'è stata una caduta a terra, c'è stato un incidente stradale. Siate più specifici possibili, perché questo ci aiuta ad aiutarvi. Noi adesso qui siamo in 5. 5 è il numero che solitamente vi arriva se arriva un'ambulanza automedica insieme, perché appunto da Monfalcone arriva autista, infermiere e soccorritore nell'ambulanza, autista e medico nell'automedica, quindi arriviamo in 5. Ma spostare 5 persone perché avete un dolore alla schiena che si protrae da 20 giorni e allertare dei soccorsi in maniera inutile. Se invece stavo vangando l'orto, mi sono mosso nella maniera sbagliata e mi ritrovo a terra perché non riesco più a alzarmi, lì ho un problema attuale in quel momento. Il fatto di non riuscire ad alzarmi mi indica di chiamare l'ambulanza, perché appunto sono in una posizione che purtroppo non è naturale. Talvolta è difficile anche riuscire a farsi caricare in una macchina e lì allora giustamente uno dice chiama l'ambulanza. Però a seconda di quello che voi dite vi arrivano o in 3 o in 5 o in 2, perché anche l'automedica ogni tanto va a farsi i suoi interventi da sola. Torniamo all'esempio precedente: avete il dolore alla schiena da parecchi giorni e avete bisogno di un medico, chi chiamate? Solitamente chiamate il medico di famiglia, questo sconosciuto, che non si trova mai. Se avete un buon medico, il vostro medico di famiglia dovrebbe essere reperibile da lunedì a venerdì, dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Lo pagate annualmente per questo, quindi non può dirvi no, ho da fare, non vengo. Vi deve dare una risposta precisa. Guardi, verrò nel pomeriggio a visitarla perché adesso è ambulatorio, magari ci mettiamo d'accordo, prendiamo un appuntamento per domani se riesce a resistere, magari intanto valutiamo con i farmaci che le sto dando se possiamo regolare un po' la terapia per migliorare la situazione. Ma prima o poi deve venire a vedervi. Un medico che fa solo ricette e voi lo pagate ogni anno per questo non è sufficiente. Il sabato mattina è ancora reperibile dalle 8 alle 10, ma anche lì spariscono. Tra l'altro dovreste avere un loro numero di cellulare, perché loro dovrebbero avere un numero di reperibilità. Dalle 8 alle 11 fanno ambulatorio, le restanti ore, fino alle 8 di sera, devono essere reperibili. Spesso e volentieri invece sappiamo che spariscono, non si fanno trovare al telefono, spesso e volentieri c'è la segreteria telefonica alla quale nessuno mai risponde e quindi cosa fate? Per forza di cose, di giorno chiamate il 118 perché non avete altra uscita, a meno che qualcuno non vi accompagni direttamente al pronto soccorso. Se invece la cosa succede di notte, qual è il problema? Che esiste il servizio di guardia medica, ma talvolta anche lì la guardia medica cosa vi risponde? No, guardi, la sua patologia sinceramente
è una cosa un po' routine elaborata, forse è il caso che le chiami direttamente al 118 e si faccia portare in buon soccorso. Ma se parliamo sempre del discorso che vi ho fatto prima, del dolore alla schiena da 20 giorni, non è una situazione urgente, è un riacutizzarsi del dolore perché magari la terapia farmacologica che vi ha dato il vostro medico non è sufficiente. Ma per questo basta la guardia medica che viene a casa, vi visita, vi fa una puntura e vi rimanda il giorno dopo al vostro medico curante o all'ospedale per fare accertamenti dall'ortopedico, eventualmente radiografie, eventualmente ecografie, a seconda dei casi. Purtroppo sappiamo anche questo, che spesso e volentieri veniamo fuori noi. Però lì mettetevi nei nostri panni. Noi siamo obbligati per legge a soccorrere chiunque ci chiami, indipendentemente dall'ora del giorno o della notte, indipendentemente per qualsiasi problema che ci viene appunto fatta la chiamata, perché noi abbiamo l'obbligo di soccorrerli, se no potremmo anche essere denunciati per omissione di soccorso. I medici della guardia medica invece bypassano e dicono appunto proprio per questo, perché sanno che noi non possiamo esimerci da aiutarli, ti dicono a noi. Però imparate a usare le categorie giuste nei momenti giusti, perché torno a ripetervi, se durante la notte vi viene sete, andate in cucina e cadete giù per le scale, lì è giusto che chiamate il 118, perché se vi fate 20 scalini con il sedere o facendo capriola, lì serve un'ambulanza, potreste essere fatti male seriamente, soprattutto la colonna vertebrale. E noi talvolta, non per cattiveria ma per necessità, vi imbriaghiamo come dei salami e vi mettiamo qua sopra. Questo perché? Perché se voi cadete da 20 scalini a capriola, battendo la testa, le spalle, il dorso, il sedere, la zona lombare, potreste lesionarvi una vertebra. Questo noi non lo sappiamo, fin tanto che non fate i raggi, a meno che non ci sia un osso che fuoriesce dalla pelle, e allora lì si ha la visione effettiva che un osso rotto c'è. Ma così anche agli arti inferiori. Spesso e volentieri le persone anziane cadono sul fianco e un po' l'osteoporosi, un po' la fragilità ossea dovuta anche all'età fa sì che spesso e volentieri ci si rompano i femori. E anche lì spesso e volentieri troviamo le persone col femore rotto che sono state alzate, accompagnate sul divano, accompagnate sul letto, ma poi noi come le portiamo via di solito? Sulla tavola, sulla barella rigida chiamata cucchiaio, quella di metallo, su un telo, ma comunque distesi, perché ci teniamo le vostre ossa e cerchiamo di evitare di fare ulteriori danni. Quando viene usata questa, si presuppone che gli operatori che la mettono sotto di voi si coordinino al fine di immobilizzare tutto il vostro corpo, da testa fino a piedi. In questo caso, e adesso lo facciamo vedere, vedete? Intanto loro si preparano, poi vi faremo vedere il risultato finito. E questo perché? Perché ci serve appunto per preservare le vostre ossa. Non sappiamo cosa potreste essere rotto. Soprattutto la zona che a noi interessa maggiormente in caso di trauma è la colonna vertebrale. Quindi se voi ci dite che avete battuto la testa, avete battuto le spalle, il dorso o il sedere, noi ipotizziamo un trauma alla colonna e come tale cerchiamo di gestirlo al meglio immobilizzandoci su quella tavola. Sappiamo che fa paura, sappiamo che è rigida e l'inverno è anche fredda, però ricordatevi, spesso e volentieri alcune vertebre si sono salvate proprio perché erano messe su quella tavola.
Quella tavola ha la possibilità di essere mantenuta sotto il corpo fino all'arrivo alla radiologia, perché sono RX riflettenti. Sono completamente fatte di plastica rigida, che ovviamente supportano anche pesi importanti fino anche ai 180 kg, e hanno un dispositivo che adesso stanno mettendo loro, che si chiama ragno, che serve a tenere ferma la persona completamente. Ragno ovviamente perché ha tutte le zampette, un po' ricorda l'insettino, ma quando avranno finito, lo vedrete, il dispositivo ci permette di portare la persona giù per le scale anche in situazioni impervie, perché non sempre abbiamo scale di 2 metri con abbondante spazio, larghezza di discesa e situazioni comode a un paziente come Giulia. Solitamente abbiamo scale di mezzo metro, pazienti di 120 kg abbondanti, agitati, giustamente, che spesso volentieri non gradiscono il ragno, perché ovviamente nessuno di voi ha voglia di restare fermo così immobile e di farsi trasportare sentendosi dondolare da una parte all'altra. È giusto, è normale che sia così. Però questa imbragatura ci permette di fare tutta una serie di giravolte che altrimenti non potremmo fare. Di giorno, soprattutto sui incidenti stradali, questo tipo di imbrago ci permette di caricarvi sull'elicottero e farvi trasportare all'ospedale di pertinenza a seconda del vostro trauma. Negli incidenti stradali, spesso e volentieri, la colonna vertebrale è messa a dura prova. Pensate ai motociclisti, ai ciclisti o anche semplicemente al pedone che viene investito. Sagrado è famosa per il passaggio pedonale sotto la stazione. Quante persone sono state investite lì? E quante se ne sono volate via con l'elicottero? Proprio perché una macchina che a 50 all'ora centra un pedone è comunque un impatto violento. Anche perché spesso e volentieri il pedone non si accascia sulla macchina e resta lì, viene sbalzato oltre la macchina. E questo sbalzo che fa porta conseguenze anche pericolose, nella peggiore delle ipotesi anche a morte. Lo avete visto qui a Gradisca, il motociclista che urtato dalla macchina è finito sul cordolo di cemento laterale della strada ed è morto sul colpo. Ci fosse stata erba, magari puzzolava nell'erba e se ne sarebbe uscito soltanto con delle botte. Basta poco, purtroppo, per lesionare la nostra colonna vertebrale. Siamo fragili. Possiamo cadere in 120.000 modi, non faccio mai niente, ma magari poi cadiamo nell'unico punto giusto e ci rompiamo come il vaso di cristallo. Ovviamente tutte queste indicazioni datele al 118. La persona è caduta dalle scale, ha fatto la capriola perché l'ho sentita, l'ho vista, lamenta un dolore alla testa, perde del sangue dalla testa. Sono tutte indicazioni importanti per noi. Non arriveremo lentamente con l'andatura del carretto, arriveremo con le sirene, perché è una situazione da dinamica maggiore. Se ci dite che il pedone è stato investito sulle strisce pedonali ed è stato sbalzato indicativamente 2-4 metri più in là, arriveremo con le sirene, perché avete dato la giusta indicazione. Persona travolta da macchina e sbalzata. Allora, la Giulia è pronta. Ovviamente avete visto quanto cavalieri sono stati i nostri uomini che hanno imbragato la Giulia, l'unica donna. Con attenzione, ci mostriamo. Allora, ovviamente questo sistema di imbrago, Sì, ma così non la parliamo, prevede ancora un pezzo fondamentale che qui non è stato messo perché non vogliamo essere troppo invasivi su Giulia: un collare cervicale.
Spesso e volentieri negli incidenti stradali o anche nella frattura del femore con un trauma cranico ci vedete sempre mettere prima un collare. Ci sentite dire per protocollo le mettiamo in collare, poi in ospedale glielo toglieremo se non è necessario, ma dobbiamo mettervelo. Soprattutto quando mettiamo la tavola spinale. Mettere questa attrezzatura senza il collare non serve a niente, perché ok che manteniamo l'asse della colonna, ma l'asse della colonna raggiunge la sua immobilizzazione totale quando c'è il collare che sostiene il collo e lo mantiene in posizione neutra rispetto a tutto il resto della colonna. È ovvio che se avete problemi di scoliosi o simili, stare su questa tavola non è sicuramente la cosa migliore, però è un piano rigido. Nella peggiore delle ipotesi, se il nostro investito dovesse andare in arresto cardiorespiratorio, noi possiamo rianimarlo su questa tavola rigida, cosa che invece sul materassino diventa un problema. Se durante il trasporto, perché un po' l'ambulanza lo fa, ci viene da vomitare, con tutta questa tavola vi giriamo sul fianco, ma mantenete sempre però la colonna in asse. E allo stesso tempo, se avete da vomitare, vomitate tranquillamente senza ovviamente soffocarvi. Sì. Aspetta. No, non è e i due cuscinetti laterali servono per contenere la testa e mantenerla ferma. In più sono dotati di fori perché all'occorrenza il medico controllerà le orecchie in modo tale che non fuoriesca il liquido dalle orecchie, che può essere sangue se è rosso, ma può essere grigio anche, e lì la situazione è critica, perché significa che arriva direttamente da scatola cranica. Le cinghie sono disposte in modo da tenere i punti saldi del corpo, spalle, torace, bacino e gambe. Ovviamente in questo modo qua, per assurdo, i ragazzi volevano farlo, ma Giulia non ha il collare, quindi per sicurezza ovviamente non lo portiamo, per assurdo potremmo metterli anche sotto sopra, che quell'imbraco vi tiene su. L'abbiamo provato con un volontario che pesa 140 kg e l'imbraco ha tenuto tranquillamente, perché è stato appunto creato apposta ed è 3 volte Giulia. Quindi sono pesi importanti. Questo per dimostrare, questo lo facciamo solitamente quando facciamo lezione ai volontari nuovi che si approcciano all'ambulanza, per dimostrare proprio la resistenza che ha questo sistema di bravo. Però deve essere correttamente utilizzato con le piramidi, collare e poi tutto quanto il resto. Sta da sé che, come vi dicevo prima, il vantaggio di questa tavola è quello di essere di materiale plastico, quindi RX di potente, all'occorrenza galleggia, quindi la utilizziamo anche in acqua, i nostri soccorritori in acqua la usano spesso e volentieri, purtroppo, soprattutto durante l'estate. Ha tutta una serie di maniglie che possono servire per essere agganciata da più mani, perché ovviamente Giulia la si può portare tranquillamente giù in 2, ma se già ad esempio se non può portare giù me, ci vuole un qualcuno in più. Se poi abbiamo, come vi dicevamo prima, il volontario che si è prestato per la causa, che sono 140 kg buoni, lì ci vogliono più persone. Per la legge sulla sicurezza del lavoro solitamente si indica che una persona dovrebbe al massimo tirare su 25 kg, ma proprio massimo. Noi ne tiriamo su molti di più, ovviamente a nostro rischio e pericolo. Allora ogni tanto calcoliamo, se la persona pesa 100 kg e siamo in 4, ben venga, ci dividiamo i 100 kg in 4. Se poi magari con noi ci sono i vigili del fuoco che sono in 5, siamo in 9. In 9 si possono fare veramente molte cose, perché allora lì veramente il peso è ben distribuito. Anche perché, a discapito delle nostre schiene, dobbiamo immobilizzarli su tavole, trasportarli con teli, con barelle a cucchiaio rigide di metallo, proprio perché per necessità sanitaria lo si fa, però allo stesso tempo cerchiamo di calcolare anche questo
sistema, diciamo, di autodifesa per essere efficienti e riuscire a fare l'intervento eventualmente subito dopo, perché se no resteremo tutti quanti fermi con la schiena a terra. L'unico inconveniente che purtroppo negli anni è venuto fuori è che alcune case produttrici hanno costruito alcune delle tavole per dargli ovviamente maggiore stabilità, con dei piccoli tubolari di ferro all'interno. Questo purtroppo danno un problema alla tavola, perché può essere utilizzata sotto i raggi, ma non durante la risonanza magnetica, perché sfalserebbe il risultato. Allora in quei casi lì ci troviamo costretti a farvi passare da una barella all'altra per permettervi di rimanere sul piano rigido, ma allo stesso tempo di non falsare i risultati. Questo è il motivo per cui spesso e volentieri negli interventi vi togliamo catenine, orologi, orecchini, proprio perché in primis non vogliamo portarvi via oggetti personali che potrebbero andare persi, secondariamente durante appunto RX o risonanza magnetica sono pericolosi, non tanto nei raggi perché al massimo coprono un punto di visuale dell'osso, ma nella risonanza magnetica ovviamente partono perché il magnete che gira intorno alla macchina attira tutto quello che è di metallo. Spesso e volentieri è capitato agli stessi operatori di dimenticarsi la penna nel camice e si sono visti partire la penna verso la macchina, proprio perché il campo magnetico attrae in maniera molto forte. Quindi se dovete venire a contatto diretto con noi, che appunto vi porteremo in pronto soccorso, se vi fate già trovare senza orecchini, orologi e quant'altro, ben venga, se no appunto vi toglieremo nel momento in cui arriviamo, proprio per evitare di farveli perdere oppure di farveli togliere chissà di dove finiscono. Altra cosa quindi che indicate nella chiamata è cosa è successo, la dinamica. Questo che vi ho indicato fino adesso è una situazione di trauma, ma sappiamo benissimo che ci sono altre situazioni. La signora prima diceva le ustioni. L'ustione di per sé è un trauma, ma può creare anche un malore secondario, perché chi non lo sapesse, ci sono ustioni che talvolta mettono talmente sotto pressione la persona che la persona sviene, perché non tutti reagiamo al dolore allo stesso modo. Una semplice ustione di primo grado, che magari però coinvolge tutta la schiena perché siamo stati sotto il sole tutto il giorno, potrebbe mettere in crisi le persone, e allora cominciate a sentire vertigine, annebbiamento della vista, vomito, proprio perché il calore intenso sta condizionando l'interno del nostro corpo. Allora anche lì va segnalato, c'è alla base un'ustione di primo grado perché siamo stati tutto il giorno sotto il sole, ma la persona presenta anche vertigine, nausea, giramento di testa, quant'altro. Ditelo queste cose, non dite soltanto una parte del discorso. Se nel momento in cui arrivate vicino al vostro amico, parente o X persona che trovate davanti e raccogliete queste informazioni, datele tutte, perché allora sappiamo che dobbiamo venire a soccorrervi perché siete in una situazione di possibile shock, ma anche con un'ustione presente. Finché il primo grado non ci preoccupa, il primo grado è quando avete la parte della pelle ingrossata. Lì basta, se fosse tutta la schiena, si può eventualmente valutare di mettere la persona in una vasca oppure sederla dentro il box doccia e pian pianino sciacquarla con dell'acqua corrente fresca, o altrimenti se è su un arto, anche lì vi portate vicino al lavandino, la doccia, la vasca e vi sciacquate continuamente l'arto con acqua fresca, a caduta, noi diciamo da monte a valle, perché se ho questa parte qui ustionata comincerò da qui e andrò a caduta. Non siate invasivi, non aprite l'acqua fredda subito e con forza la buttate sulla parte ustionata, dovete essere delicati,
perché come l'agente ustionante sta lavorando sulla pelle, così un agente troppo freddo potrebbe fare comunque danno. Quindi deve essere raffreddata la parte con delicatezza, passo a passo. Man mano che l'atto si raffredderà, sentirete sicuramente una sensazione di appagamento, di pace e non sentirete più il fastidio. Nel secondo grado vi compaiono le flittene, ovvero le bolle. Le bolle, come anticamente qualcuno diceva, non vanno forate. C'era chi prendeva l'ago, lo passava sotto il fuoco e poi andava a bucare le bolle. Le bolle non vanno bucate, si assorbiranno da sole nel tempo. Vanno coperte possibilmente con della gazza pulita e si fa lo stesso discorso di prima. Si raffredda la parte da monte a valle, facendo attenzione a non buttare il getto d'acqua violento direttamente sulla bolla. Eventuali medicazioni si possono fare coprendo appunto la bolla, in modo tale che se la bolla dovesse rompersi da sola, nessun agente esterno, soprattutto polvere e sporco, ci possono entrare e quindi andare a infettare la parte. Perché se voi bucate la bolla, la parte sottostante è una pelle viva e altamente assorbente di tutto quello che è lo sporco esterno. Quindi facilmente rischiate di infettarvi. Se poi l'agente ustionante è stato ancora più aggressivo, arrivate al terzo grado. Quindi alcune parti della parte ustionata potreste trovare carbonizzate, nere. E in questo caso qui la persona molto probabilmente non sente dolore. Secondo voi perché non sente dolore? Prego? Diciamo che il concetto è giusto, è tutto cotto, ma diamo una impronta un attimino più scientifica e sanitaria di questo tutto cotto. Perché non si sente dolore? Prego? Ci stiamo avvicinando. Sì, è un discorso di sensibilità. Noi siamo attraversati da fasci nervosi. Nel momento in cui l'ustione di terzo grado avviene, scende in profondità e quindi va a lesionare i centri nervosi. Quindi diciamo che i nostri fili che passano attraverso tutto il corpo, se prima davano un'indicazione di quello che può essere il caldo, il freddo, il pizzicotto o quant'altro direttamente al cervello, nel momento in cui avviene un'ustione di terzo grado interrompono le comunicazioni, non sono in grado più di mandare al cervello il messaggio: guarda che lì mi fa male, scotta, tira, perché l'ustione fa anche questo, si nutre dei liquidi interni e asciuga tutta la pelle circostante, la pelle si secca. Per questo diciamo irrorate con acqua fresca, facendo attenzione da monte a valle, perché dovete mantenere la parte umida, fresca, la pelle deve rimanere idratata. Nel terzo grado ancora di più, perché il fatto di non sentire dolore è un danno, perché significa che è andata molto in profondità. Il fatto però di mantenerla umida aiuta la fase successiva, quella che sarà quella di ispezionamento della zona, eventuale rimozione della carne ormai morta, ma se qualcosa è recuperabile non si recupera, però bisogna mantenerla ben idratata. Tutto questo, a risposta di quello che ci chiedeva prima la signora, non si usano sicuramente olio d'oliva, non si usano possibilmente pomate, quelle eventualmente ve le consiglierà il medico in un secondo momento, ma in primo soccorso è più che sufficiente l'acqua fresca, quindi il famoso foil, meglio non usare. Esatto, anche perché, soprattutto oggigiorno, siamo persone che tendenzialmente generano allergie, intolleranze anche alle creme, alle polveri, ai disinfettanti, quindi bisogna stare attenti anche a questo. Prego? Esatto, quindi è meglio in prima battuta usare solo acqua fresca, eventualmente garze, per appunto non andare a toccare e sporcare la parte, e farsi consigliare in un secondo momento eventualmente pomate, polveri, fasciature e quant'altro.
proprio perché così non andate a intaccare la sede dell'ustione subito all'inizio e potreste appunto poi avere reazioni eventualmente in alcuni casi anche devastanti, perché abbiamo visto anche persone che per curare un problema prendono l'antibiotico, ma quell'antibiotico crea un'allergia e si ritrovano la lingua gonfia, quasi soffocante. Però la risposta è: però mi fa bene quell'altro problema. Sì, però bisogna trovare anche lì un equilibrio, perché se il corpo manifesta un'intolleranza bisogna ascoltarlo. È come il discorso che si fa per eventuali dolori che avete in corpo. Si tende a sottovalutare. Avete mal di schiena, passerà, però se non lo curate il mal di schiena a lungo andare vi creerà problemi. Avete mal di testa 3 giorni di seguito, non va bene. Cioè, domandatevi perché avete mal di testa da 3 giorni di seguito. Il mal di denti è la cosa peggiore che il corpo può subire, perché in alcuni casi le cosiddette nervature dentali si infiammano a tal punto che vi prende tutta la parte della testa, del collo. Nel peggiore dei casi, dolori ai denti nascondono un possibile infarto. E qua arriviamo a questa scena, perché siamo passati dalle ustioni, ma arriviamo anche appunto a problemi cardiaci, perché il nostro corpo da questo punto di vista qua è molto sensibile. Ci sono persone che gli viene l'infarto anche per il forte spavento. Immaginate una persona che si vede ustionare la gamba da un X problema, che può essere chimico, può essere benzina, può essere qualsiasi cosa, e si spaventa, ma si spaventa a tal punto che manda l'impulso al cuore di fermarsi. Anche a dei cucini. Prego? Anche a dei cucini. No, quello no. Quello solitamente non dà la scossetta iniziale. Se ti dimentichi la padella sul cuore. Vabbè, quello sì. Però diciamo che lì per fortuna, a meno che non sia una quantità enorme, se c'è lo schizzetto vi fa così, anche perché sennò sarebbe preoccupante se è uno schizzo di olio bollente andiamo in arresto cardiaco, ci mettiamo veramente le mani nei capelli. Però tenete conto che ci sono tante situazioni a livello emotivo che possono portarvi a degli shock. La stessa ustione di terzo grado, se ovviamente si nutre dei liquidi vostri interni, creerà quello che si chiama da noi shock ipovolemico, ovvero abbassamento dei liquidi all'interno del corpo, e voi dovete pensare il vostro corpo come a una sorta di sistema idraulico, per cui se non gira più acqua nel sistema, il sistema si ferma. Così anche il vostro corpo. E a quel punto vi ritrovate a terra, corpo apparentemente senza respiro, senza segni di circolo, in un possibile arresto cardiorespiratorio. Nessuno di noi qui stasera, almeno credo, non è medico, quindi come tale non può dichiarare l'arresto cardiorespiratorio. Dichiara che c'è una persona a terra che è incosciente perché non risponde al mio stimolo, che solitamente usiamo lo stimolo come viene fatto di solito. Signore, mi sente? Facciamo uno stimolo fisico ma anche verbale, perché potremmo avere l'anziano che magari non sente bene, quindi non percepisce magari il tatto ma sente la voce. La persona non mi risponde, la definiamo incosciente. A quel punto torniamo qui, chiamate subito il 118. C'è una persona incosciente. Secondariamente il 118 vi dirà: se sei in grado, per favore cerca di capire se la persona respira, se ha segni di circolo. Cosa significa? Significa che c'è una manovra che noi chiamiamo GAS, guarda, ascolta e sento, e adesso Giulia ve la mostrerà, dove solitamente si scopre il torace, perché ci serve per guardare se la cassa toracica si alza o meno, e ci si pone con la testa vicino al viso e per 10 secondi
facendo una manovra che si chiama di iperestensione della testa, ovvero alzo il mento in modo da creare una via aerea libera, si contano 10 secondi e si osserva. Guardo se il torace si alza, ascolto se ci sono rumori di respirazione che mi battono sul viso, sento eventuali rumori di respirazione e allo stesso tempo guardo il restante del corpo. Scusate, la nostra Anna ne priva, immaginate che però abbia braccia e gambe. Se niente si muove, ovvero se non ci sono segni di motore, li chiamiamo noi, movimenti tosto respiro, la persona non respira, non ha segni di circolo. Va detto al 118 e il 118 vi dirà: siete in grado di fare una rianimazione? Se io te lo spiego? Se sì, adesso ti spiego cosa fare. Se no, ok, controlla la persona fin tanto che arriva l'ambulanza. Se siete in grado di farlo, perché in quel momento vi sentite energici, dovuto anche magari all'adrenalina che vi corre in corpo in quel momento, l'operatore vi dirà: bene, incrocia le tue mani, mettile ben tese, devono essere tese, ben tese verso il torace della persona, individua più o meno il centro del torace e noi diamo come indicazione la linea intermammillare, quello è il nostro centro, e ovviamente qui solitamente i nostri durante i nostri corsi ci dicono: sì, ma se io sono una persona anziana che un po' per l'età mi arrivano un po' più in giù, mi trovate anche la linea mammillare ma un po' più in basso. Ovviamente si dice: signora, sì, d'accordo, siamo consci di questo, che può succedere. È la stessa cosa che può succedere su un uomo che abbia un addome bello prorompente, anche lì ci sfalza un po' la posizione, ma diciamo che si calcola più o meno la lunghezza dello sterno e lì si va più o meno a metà. Incrociando le mani, tenendolo ben tese, si posiziona solo la parte rigida della mano sul torace e si fanno le compressioni che scendono e abbassano il torace di 5 cm almeno, perché devono essere efficaci, devono fare sì che il cuore venga schiacciato dallo sterno verso la colonna vertebrale come un effetto di pompa. Per fare questo la frequenza dovrà essere di 100 compressioni al minuto. Noi ne facciamo 30 per volta perché è più facile contare 30, però la frequenza diventa di 100 al minuto. Le nuove linee guida stanno poi elaborando un sistema divertente per imparare a mantenere il ritmo ed è dato dalla scoperta che il ritmo cardiaco ha un determinato ritmo che è stato messo per noi per imparare il ritmo giusto. Ovvio che se dovesse succedere nella realtà l'operatore stesso vi dà il ritmo, magari con la cuffietta nella testa per mantenersi il suo di ritmo, però è un escamotage che è stato studiato dai ricercatori che studiano le manovre di animazione per migliorarle al meglio. Ha detto: visto che il futuro prevede che un domani nei luoghi pubblici come poste, impianti sportivi, banche, centri commerciali sia presente questo apparecchio che è chiamato DAE, defibrillatore automatico esterno, si prevede di istruire molte persone alla defibrillazione. E allora è stato anche detto: l'efficacia di tutta la manovra è data dal corretto utilizzo della macchina ma dal corretto massaggio cardiaco. E allora, per aiutare soprattutto chi non è un sanitario a ricordarsi il ritmo di massaggio, è stato scoperto appunto la canzoncina, e quindi ci sono durante i corsi anche appunto questi piccoli ausili che danno un po' di colore sicuramente alla lezione, che se no diverrebbe un attimino
frustrante per chi la sta facendo, ma allo stesso tempo il corpo memorizza, soprattutto il cervello. Sapete che il nostro cervello in questo è un po' bradipo, si abitua a fare determinate cose e poi va avanti così. Però se appunto il bradipo impara la canzoncina e se la resta in mente, soprattutto anche a noi che facciamo attività di soccorso spesso e volentieri, sappiamo poi mantenere il giusto ritmo. Durante la chiamata di soccorso, se una persona si ritiene disponibile e in grado di fare il massaggio, l'operatore gli darà il tempo, in modo tale che gli dirà: se puoi metti il telefono in viva voce, io ti darò il tempo, segui la mia voce. E allora comincerà 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lo manderà avanti. Ponendo che ci sia un incidente di una persona che cade in bicicletta, prende posto, sviene e potrebbe avere delle lesioni sulle possiamo fare le vertebre, ma anche una cosa. Un massaggio di questo genere può portare ulteriori lesioni? Allora, il massaggio è stato visto che può al massimo lesionare le cartilagini che collegano le costole allo sterno. È una manovra veramente azzardata quella che crea proprio la frattura completa della costola e l'eventuale perforamento di polmone o cuore, ma veramente uno deve scendere in profondità proprio di cattiveria e soprattutto fare compressione sul punto sbagliato. Infatti noi stessi, quando ci approcciamo purtroppo al primo RCP, che si chiama così, rianimazione cardiopolmonare dal vivo, la nostra ansia più grossa è sempre quella: sarò in grado di abbassare il torace di 5 cm? Sarò in grado di non rompere una costola? E puntualmente la risposta è 1, 2, croc. E lì ci sentiamo a disagio guardando il nostro medico che con molta tranquillità ci risponde: tranquillo, vai avanti perché non hai fatto danni. Si sono rotte le cartilagini principalmente, anche perché lo vede subito, solitamente il medico sta alla testa. Daniele adesso si è preparato perché quando viene fatta la rianimazione cardiopolmonare completa noi cerchiamo di supportare il circolo facendo le compressioni e l'entrata dell'ossigeno facendo le ventilazioni. Da lì il rapporto 30 compressioni, 2 insufflazioni, poi con l'aggiunta del defibrillatore. Il medico in questa situazione solitamente si mette la testa e da lì gestisce tutta quanta l'operazione e ventilando il paziente controlla man mano che il soccorritore faccia correttamente le compressioni. Aggiungete che noi abbiamo un vantaggio anche dato proprio dai nostri defibrillatori, i quali secondo le compressioni fanno un beep, perché di normale se vi facciamo un elettrocardiogramma il monitor darà questa indicazione: beep, 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 vi fa sentire come il vostro cuore lavora. Quando un corpo è in arresto cardiorespiratorio collegato a un defibrillatore viene massaggiato, si ricrea quello che è il funzionamento cardiaco, quindi il beep ricompare. E talvolta il medico ci dice: senti il beep, cerca di seguirlo perché quello è il cuore che tu stai facendo funzionare di nuovo. Se riesci a mantenere quel beep costante vuol dire che stai facendo un buon massaggio cardiaco, il massaggio è efficace. In più abbiamo anche sulla macchina vera lo schermo che ci indica proprio l'andamento dell'onda elettrica. Sì. E dopo lo faremo anche entrare in funzione così vi mostreremo questa chicca. Questo invece attualmente è diciamo la fotocopia di quello vero, però è un trainer. Serve a noi per fare appunto attività di formazione. Possiamo collegarlo alla bambola, ma potremmo anche collegarlo a noi stessi, che comunque non scarica corrente elettrica, solo la simula. Però a noi serve appunto perché così impariamo a fare l'animazione cardiopolmonare dal vero, con l'apparecchiatura che è uguale a quella vera. Infatti, quello che vi stava apprendendo Gianluca
è il defibrillatore che viene usato sulle macchine che fanno assistenza sportiva, ma che non distacca molto da questo, anche perché voi dovete tenere conto dei due tasti principali: tasto verde di accensione, che l'avete anche qui, tasto arancione di scarica, che l'avete anche qui. E la cosa che maggiormente interessa chi lavora in questo campo è che quando la macchina viene accesa lavora in questo modo. Applicare gli elettrodi sul braccio. Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante. Vi dice cosa dovete fare. E questo è un trainer, serve appunto per fare formazione. Questo è quello vero. Applicare le placche. Controllare le protezioni. Vi dice la stessa cosa, perché appunto lavorano nello stesso protocollo. Sono tutti e due impostati per leggere l'attività elettrica, riconoscere se il cuore è possibilmente scaricabile oppure no. In aggiunta questo ha uno schermo che vi permette appunto tramite gli elettrodi di valutare la vostra attività cardiaca nelle situazioni normali, perché non lo usiamo solo per la defibrillazione. Se avete un sospetto dolore toracico, vi mettiamo i 4 elettrodi, leggiamo la vostra attività cardiaca e vediamo appunto se il cuore sta battendo in maniera regolare oppure no. Se invece siete incoscienti, quindi siete in quella situazione, allora viene usato l'apparecchio in modalità defibrillatore. All'occorrenza ci dirà ritmo defibrillabile e anzi, passate le piastre così vi mostriamo. Applicare gli elettrodi sul braccio. Inserire il connettore degli elettrodi vicino all'analisi del ritmo cardiaco in corso. Lui adesso ipoteticamente sta analizzando il ritmo. Carica consigliata. Carica in corso. Allontanarsi dal paziente. Effettuare la scarica adesso. Premere il pulse scarica effettuata. In pausa. Se necessario, iniziare la rianimazione cardiopolmonare. Noi diciamo che è stato fatto proprio a visuale deficiente, ma non per offendere, ma per dare l'impronta che è veramente facile usarlo, proprio perché lo deve essere, per dare la possibilità a chi farà soccorso negli impianti sportivi, nelle scuole, negli esercizi pubblici, di avere una manovra facile da eseguire. Per quello vi dicevo, la centrale vi supporta se c'è da fare un massaggio cardiaco. Un domani che entreranno questi sempre di più nei vari esercizi pubblici e chi vorrà verrà formato come esecutore di RSD, avrà veramente facilità nell'usarlo, perché vi dice tutto quanto lui. Poi dovete stare attenti soltanto alle cose di contorno. Arrivate sulla scena, la controllate che non ci sia pericolo per voi, per la persona a soccorrere, la valutate se la persona è cosciente o incosciente, come ha fatto una volta prima. La persona incosciente, chiamate subito. C'è una persona incosciente, sono a Sagrado, in via D'Annunzio numero 17, all'interno di un edificio pubblico, al piano terra. E continuate la valutazione. Mettete il corpo allineato, scoprite il torace, guardate con la manovra che ha fatto Giulia, gas, guardo, ascolto e sento, controllo i vari movimenti del corpo. Se non c'è nessuna risposta, dico al centralinista: la persona non respira, non ha segni di circolo. So fare il massaggio cardiaco, ho un defibrillatore con me, posso usarlo? Sì. Bene, siamo solitamente anche in 2, quindi uno comincerà subito il massaggio, l'altro preparerà il defibrillatore, attaccherà le piastre al torace. Nel momento in cui sarà pronto, accenderà la macchina e la macchina farà tutto da sola, perché ve lo dice. Quindi sia massaggio sia defibrillatore, non è se per esempio con il defibrillatore non serve il massaggio. No, il massaggio viene fatto prima il con- massaggio. Sì,
perché il massaggio cardiaco iniziale ci mantiene un eventuale flusso del sangue attivo. Se poi il defibrillatore legge l'eventuale attività elettrica del cuore come defibrillabile, come avete visto prima, vi dirà ritmo defibrillabile, scarica, e prima di scaricare vi dirà analisi in corso, non toccare il paziente. Questo perché? Perché i compi sono buoni conduttori, quindi se io tocco Gianluca, la mia attività elettrica passa su di lui e viceversa. Se lui fosse un corpo inanimato, perché appunto non ha attività cardiaca, a quel punto il defibrillatore non legge la sua attività cardiaca, ma legge la mia, perché la percepisce. E allora lì stiamo sfalsando la lettura della macchina. Per quello dice analisi in corso, non toccare il paziente. Valutato che il ritmo è defibrillabile, ve lo dice. Ritmo defibrillabile, carica in corso. Durante la carica non è pericoloso toccare la persona, si può anche eventualmente fare ancora un massimo cardiaco. Nel momento in cui lui è pronto, che vi dice scarica, allora lì, prima di scaricare, a noi viene insegnato che bisogna fare sicurezza mettendosi ai lati della persona, controllando bene che nessuno arrivi nel contorno. Se io guardo le sue spalle e lui guarda le mie, vediamo qualcuno, il parente eventualmente, lo dobbiamo allontanare prima di effettuare la scarica. Per assurdo, se la scena non fosse sicura, perché Giulia, morosa del nostro infortunato, ci si attacca addosso e non si scrolla più, noi non tocchiamo la macchina e la macchina automaticamente si disattiverà. Ma non è che si disattiverà come macchina che sta facendo il controllo dell'attività cardiaca, ma come carica. E continuerà a fare il suo 2 minuti più tardi. Andrà di nuovo in analisi e vi dirà se il ritmo è defibrillabile o meno. Ma è fatto apposta perché le cose vengano fatte in sicurezza. Perché se prima abbiamo detto che io toccando Gianluca gli passo la mia attività cardiaca, così se siamo attaccati mentre il defibrillatore scarica, ovviamente ci mettiamo la scossa nel cuore. E non è piacevole, perché non è la scossa paragonabile al cavo del phon che staccate dalla presa, magari accidentalmente toccate, che vi dà un po' di brivido, solitamente arriva il gomito. La scossa lì è potente. Se l'avete mai visto, il corpo si solleva dalla terra, proprio perché gli viene dato una scossa e poi ritorna fermo. Ovviamente per tutta questa serie di circostanze, fare il massaggio è una cosa importante, perché mantiene il flusso del sangue attivo, ma soprattutto lo scopo di tutta questa manovra è quella di mantenere un minimo flusso di ossigeno al cervello. Il vostro cervello, se non correttamente irrorato di ossigeno, di sangue ricco di ossigeno, dopo 5-10 minuti porta danni irreversibili. Rare sono le persone che si salvano e anche dopo un quarto d'ora, 20 minuti, riprendono l'attività cardiaca e non riportano nessun danno. Purtroppo la maggior parte dei casi i danni li riporta a discapito di parola, di movimento, di vista, di tante problematiche, perché sapete benissimo che il nostro cervello meno male comanda tutto. Ed è per questo che sta prendendo piede l'attività di massaggio cardiaco unita alla defibrillazione, proprio per ridurre i tempi di intervento e allo stesso tempo dare la possibilità a un corpo di ritornare animato senza danni ulteriori. Tutto questo ovviamente nella chiamata va indicato correttamente. C'è una persona a terra incosciente, non respira, non ha segni di circolo. L'ambulanza non solo arriverà in codice rosso di medica, ma ovviamente già partirà con il presupposto, soprattutto se deve salire al 6° piano, di portarsi dietro subito defibrillatore, bombola di ossigeno e pallone ambu per la ventilazione. Prego. Sì, no, perché secondo me si passano
Allora, noi come mezzo di soccorso usiamo tutte e tre le cose, quindi defibrillatore, ossigeno e pallone AMBO, che viene chiamato così. E nei casi normali, quindi quando uno viene insegnato il massaggio cardiaco, l'idrodefibrillazione, ma non è un sanitario ed è ad esempio il direttore sportivo di una società, può essere calcistica, gli viene insegnato a fare principalmente il massaggio cardiaco. Se è dotato di una maschera di ventilazione, potrà fare anche eventualmente ventilazione bocca-maschera, altrimenti potrà continuare soltanto a fare il massaggio. E allora lì sarà importante che i soccorritori siano almeno in due, in modo tale che uno comincia a fare il massaggio cardiaco e l'altro è già subito pronto a sostituirlo nel momento in cui si stanca. Anche perché adesso l'avete visto per un breve momento, ma fare 30 compressioni, già quelle stancano. Immaginate una rianimazione cardiopolmonare di base normale che si protrae per almeno mezz'ora. Un'unica persona è impossibile che resisti a quei ritmi, bisogna almeno scambiarsi in due. In questo il defibrillatore ci aiuta, perché sugli interventi noi solitamente ci scambiamo ad ogni analisi, quindi significa ogni 2 minuti un operatore sostituisce l'altro. 2 minuti per normale si resistono. Concludiamo il nostro discorso. Avete valutato la persona? Sapete dirci se l'evento è traumatico o è un malore? Voi che chiedete, no? Noi se saremo mezze fuori, sarete voi che chiedete cosa gasta persona, la respira, la conoscete. Questo sicuramente, ma se uno sa già da dirlo, tanto meglio. Sì, non so che per capire mio marito è disteso per terra, sono già fuori a me. Non si sottovaluti, perché abbiamo visto persone che avevano una forte ansia iniziale, poi invece durante la chiamata hanno fatto delle scene splendide. Perché nel momento... Perché voi chiedete se eventualmente il danno e rispondete. È proprio testimonianza alla mano di telefonate ricevute in centrale che ci sono persone che nel momento del problema diventano degli automi e perfettamente chiamano e dicono tutto quello che c'è da dire. E vi faccio un esempio non da poco. In 14 anni che io faccio 118, la miglior telefonata l'ha fatto un bambino di 8 anni che ha saputo correttamente dare tutte le indicazioni che servivano. Ha chiamato, ha detto: mi chiamo Mario Rossi, abito in questa città, in questa via, a questo civico, il mio appartamento è al 3° piano, ho la mamma che non sta bene, è a terra, papà la chiama ma lei non risponde. Ci ha dato una scena perfetta, è un'indicazione di un codice rosso. Persona incosciente, non risvegliabile. E ha concluso la telefonata dicendo: questo è il mio numero di telefono, adesso scendo ad aspettare l'ambulanza. L'operatore gli ha detto: non serve se non te la senti, comunque se vuoi sì, ma anche per magari eventualmente allontanarlo dallo scenario. E l'abbiamo trovato ai piedi dell'appartamento che ci aspettava e ci ha portato fin davanti alla sua porta di casa. Purtroppo con la sua mamma non c'era più niente da fare perché era una situazione un po' critica e irreversibile, peggio dell'arresto cardiorespiratorio, per cui ogni tanto qualcuno lo salviamo, però nel dramma ci consola questa cosa qui, che se un bambino di 8 anni riesce a fare una corretta chiamata al 118 possiamo farla tutti. Se non siamo in grado, e qui allora torno a lei, se si sente appunto presa l'agitazione e ha qualcuno a fianco, glielo dica: per favore chiama tu, perché io non ci riesco, sono agitata, ho paura, perché è normale, capita anche a noi. Noi arriviamo con le nostre divise scintillanti, le nostre ambulanze, le nostre apparecchiature, ma talvolta scendiamo e guardiamo la scena e diciamo: oddio, da dove comincio? Perché non siamo macchine, siamo persone come voi che hanno ricevuto una
formazione sanitaria sicuramente un po' più elaborata di quella vostra di stasera, che seguono annualmente dei corsi di aggiornamento e fanno pratica, ma che davanti a determinate situazioni reagiamo come tutti, perché appunto siamo persone umane. Ovvio, noi abbiamo un vantaggio da parte nostra, appunto la formazione e l'allenamento, che ci dà appunto quello sprint in più per dire ok, ragioniamo secondo il protocollo, è un trauma, è un malore, cosa faccio? Controllo se è cosciente, controllo se respira, controllo se ha segni di circolo e così vado avanti. Altrimenti, come giustamente diceva lei, mi affido all'operatore e l'operatore mi chiederà tutto questo. Mi chiederà se la persona respira, se c'è segno di circolo, se quindi vedo muovere arti o cosa, se ho la necessità che intervenga anche qualcun altro, perché se chiamo per un incidente stradale potrebbe essere necessario le forze dell'ordine, potrebbero servire i vigili del fuoco, questo a seconda della situazione. D'altra parte potrebbe servire anche l'intervento di tecnici specializzati. Immaginate un camion che travolge il cavo dell'alta tensione tirando giù tutto il palo. Lì ovviamente neanche i vigili del fuoco sono in grado di fare qualcosa, devono avere personale specializzato che interrompa la corrente in quel punto. E allora lì servono dei tecnici. Immaginate la Fincantieri. Noi quando entriamo lì dentro abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi fino al soccorso. Perché se ci dicono entra in Fincantieri, Molo 7, terzo ponte alla nord, noi ci guardiamo e diciamo boh, conosciamo un po' la nave, ma siccome da poco tempo fa ce n'erano 3 in bacino, non sappiamo neanche quale scegliere delle 3, a meno che non ci dicano il nome. Abbiamo solitamente un operaio che ci aspetta all'entrata e ci porta direttamente sull'intervento. Lasciare il cambio telefonico, questo è importante. La centrale potrebbe avere necessità di richiamarmi, perché magari la via d'annunzio è interrotta dall'incidente stesso e quindi vi domanda, perché magari c'è l'ambulanza che arriva da Grado e non conosce bene Sagrado e domanda, scusate, c'è una via alternativa? Sì, guarda, il signore mi ha detto che puoi passare in contromano perché i vigili hanno fermato la strada dall'altra parte e fare il giro all'incontrario. O ad esempio potrebbe servire a voi, perché la persona che avete trovato incosciente a terra è ridiventata cosciente e vi sta spiegando cosa è successo. Non abbasseremo il codice di gravità perché arriveremo comunque ancora in sirena, ma sicuramente avremo anche noi un pensiero in meno che diremo ok, la persona è cosciente, quindi già siamo tranquilli che non è una situazione di pericolo imminente. Quello che è importante alla fine del discorso è chiudere la telefonata quando lo dice l'operatore, perché vuol dire che ha tutte le informazioni che servono per allertare correttamente tutti i mezzi che avete visto prima e soprattutto per evitare, come succede talvolta, di ricevere telefonate aiuto, aiuto, c'è un incendio, clic. E il centralinista cosa fa? Chiama i colleghi e dice uscite che c'è un incendio. Dove? Ma intanto arriva alla porta, poi ti dirò. E mezz'ora dopo l'utente richiama, ovviamente alterato, insulta l'operatore, ma l'operatore gli dice scusi, lei non mi ha detto dove mandare il mezzo. Guardi, io ce li ho pronti sulla porta, ma se lei non mi dice in che città, in che via, a che civico, io dove li mando? Ha ragione. Io sono, mi trovo, è successo. Per ultimare la domanda che mi aveva chiesto il signore prima, regola che vale per bambini e per adulti, in caso di ostruzione delle vie aeree, se il bambino, e qui abbiamo il bambino Francesco, e ovviamente ha un'ostruzione delle vie aeree, però è cosciente, cercheremo di invogliarlo a tossire e lo supporteremo con 5 pacche interscapolari che solitamente hanno questa andatura per favorire
che il boccone ritorni in superficie. Solitamente si inclina un po' il torace e si danno delle pacche. Ovvio, adesso non le do a Francesco, perché sennò gli faccio scontare anche la prima comunione, che ogni tanto la mano scappa, però per dirvi che l'intensità del colpo deve essere deciso, non deve essere una carezza, perché la carezza non mi aiuta il corpo estraneo a uscire. Se purtroppo il corpo estraneo non se ne vuole andare e lui è ancora cosciente, allora c'è la manovra di Heimlich, che prevede che io prenda Francesco in questo modo e con un movimento a cucchiaio spinga in su l'eventuale boccone. Io parto da una distanza che è quella più o meno dell'ombelico per racchiudere la mia mano. Poi le due mani si uniscono e appunto questa sorta di cucchiaino spinge il torace verso l'interno e manda il flusso verso l'alto. In questo modo qua, se la manovra è fatta correttamente, la spinta dovrebbe buttare fuori il corpo estraneo. Se invece Francesco non viene disostruito perché non sono stato efficace, forse perché il corpo era ancora lì, cosa faccio? Lui sicuramente mi sta scompensando, pian pianino mi perderà coscienza e allora pian pianino lo accompagnerò a terra, salvaguardando principalmente il corpo da testa a bacino, gambe e braccia non mi interessano, e lo distenderò a terra, perché a quel punto arriverò nella situazione di prima, persona con una possibile mancanza di ossigeno, quindi di respiro e di segni di circolo, e dovrò eventualmente iniziare la manovra di rianimazione. Per i bambini piccoli invece c'è una variante sul tema, perché il bambino piccolo, e qui mi spiace ma non abbiamo portato il bambolotto, lavorate di immaginazione, pensate che questa borsina sia un bambino piccolo, il bambino piccolo viene preso con la mano sotto il mento, viso rivolto verso terra, ci si siede, il corpo appoggia sul vostro avambraccio, il tutto appoggia eventualmente sulla vostra gamba e i colpi sono sempre, come si diceva prima, 5. Fra le scapoline si fa un lavoro di questo tipo per cercare di disostruirlo. Se la cosa funziona bene, altrimenti si prende la nuca, lo si gira, lo si porta sull'altra gamba, con 2 dita, centro del torace, si effettua massaggio cardiaco. 5 compressioni alternate a 5 colpi interscapolari per cercare di disostruirlo. Se dovesse andare anche lui in incoscienza, allora verrà posizionato su un piano rigido, si valuterà anche lì l'eventuale tenuta della testa iperestesa per favorire l'afflusso dell'aria, 2 dita, centro del torace e però 30 compressioni. Questo per supportare eventualmente un possibile arresto delle funzioni respiratorie cardiache. Detto questo, se non avete altre domande, e se non vieni un po' più grandi tipo quelli, se che fa sempre i bambini da 4 anni, si che fa sempre lì. Allora, mediamente la manovra quella con il bambino così lo si fa nei primissimi anni di vita, quando appunto ti sta in questa parte di fatto per questo. Poi quando diventano più grandi, che appunto sono quell'altezza lì, già hai la possibilità eventualmente di appoggiarlo sulla tua gamba, sempre rivolto in questo modo, come facevo prima con Francesco, che la passavo un po' in là, e allora a quel punto ritorno a dargli sempre sulla piena scapolare. Sì. Ovviamente sul bambino così non farò l'AINU, perché sarebbe un po' troppo invasivo. Si cerca appunto di favorirlo con piuttosto con le pacche. E tutto dipende appunto dalla grandezza poi.
ovviamente stando attenti a non dare la pacca dritta verso il torace e soprattutto, come ci è capitato, che la madre presa dall'enfasi ha proprio preso a sperla in testa e abbiamo detto in testa non serve a niente perché il corpo ostruito è qua, non è qua, ma presa dall'enfasi giustamente si è presa dall'enfasi. E detto questo, questa